Le vie d'acqua e il mare sono una grande risorsa per la regione Veneto, non solo dal punto di vista ambientale e turistico, ma anche economico e culturale. Vanno gestite in un'ottica integrata di sviluppo. Una pianificazione regionale è strategica per raggiungere l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile. L'idrovia Padano-Veneta deve tornare al centro dell'interesse regionale, come snodo fondamentale per il commercio e il turismo e a supporto della zona logistica semplificata. L'impegno della Regione deve essere più forte anche nel sostegno ai lavoratori del comparto della pesca. Solo con il dialogo tra Regione e Stato e tra Regione e Unione Europea possono essere riconosciute le istanze e i diritti esclusivi dei pescatori. Bruxelles non è un nemico. Quando i nostri rappresentanti, invece di sbattere i pugni sul tavolo o fare gli assentisti, si presentano con richieste precise e supportate da dati scientifici, i risultati si ottengono, come è accaduto per la deroga sulla dimensione delle vongole, accordata ai pescatori dell'Adriatico. Come candidata di Più Veneto in Europa sostengo anche queste battaglie.